Sì, perché la Regione del Veneto è intervenuta complessivamente, non solo con i propri volontari, con l'antincendio boschivo in queste ore, e con i tanti volontari di protezione civile che hanno costruito le tende, che hanno dato da mangiare, che hanno aiutato la popolazione a trovare un momento di stabilità. Ma oggi siamo presenti con la telemedicina, con la possibilità di intervenire anche sotto l'aspetto strutturale con i nostri tecnici per invitare le persone a rientrare nelle case, o con l'intervento che stiamo facendo nella adottata chiesa di San Marco. Ho voluto fare questa conferenza stampa in modo complessivo perché il sistema nazionale di protezione civile ha contato molto sul Veneto e dovevamo dare notizie ai veneti perché possano oggi esserci ancora più vicini per andare verso la conclusione di questo momento che ha dato grande lustro ai nostri volontari. Sì, perché la tanta generosità di chi voleva partire subito quando si vedevano quelle immagini oggi deve tradursi nella vicinanza anche materiale. Abbiamo bisogno di raccogliere risorse perché sono tante le spese che abbiamo sostenuto noi come regione, ma sono tante le spese per la ricostruzione. Quindi abbiamo attivato un conto corrente perché tutto sia trasparente e chiediamo alle amministrazioni comunali in questa estate, dove ci sono le sagre paesane, le feste, i concerti, di dire che c'è questo conto corrente e di raccogliere risorse.